coppia di coniugi trentenni arrestata dalla squadra mobile di Verona. Avevano attirato in trappola una giovane babysitter con un annuncio online. La ragazza violentata e ricattata, si temono altri casi. 3 vittime in poche ore sulle strade venete. A Piazzola sul Brenta, coppia di anziani muore nello scontro tra un'auto e un camion. A Torri di Quartesolo, donna esce con le stampelle da una seduta di riabilitazione, viene investita da una vettura. A Rocca Pietore torna l'incubo vento, Malgacciapelle ha scoperchiato un hotel. Il sindaco De Bernardini: adesso basta, abbiamo bisogno di ripartire. Nuovi ritardi sul percorso dell'autonomia veneta, Lega e 5 Stelle si accusano a vicenda, mentre il PD invita a fare un passo indietro e tornare alla preintesa su sole 5 materie firmata dal governo Gentiloni. Fa discutere la vicenda dei 4 bambini esclusi dall'asilo nel Trevigiano perché non vaccinati, ma la Federazione Scuole Materne lancia un altro allarme: dal 10 marzo, quando scadranno le autocertificazioni, il rischio di nuovo caos. Individuato e denunciati i giovani che avevano seviziato un pollo nei giorni scorsi in centro a Padova, hanno tra i 18 e i 20 anni, l'episodio durante un compleanno. Rete Veneta TV del nostro gruppo Media Nord-Est nel trailer ufficiale del nuovo film su Spider-Man. I protagonisti guardano nel nostro TG le notizie sul cattivo che l'uomo ragno dovrà affrontare. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con le notizie dal Veneto. In primo piano dunque una vicenda orribile che arriva da Verona. Una giovane in cerca di un lavoro come babysitter risponde ad un annuncio sui social, ma è una trappola. La trappola fatta da una coppia di giovani che la sequestra e sotto la minaccia di un taglierino il ragazzo la violenta. È accaduto nel Veronese, la squadra mobile ha arrestato la coppia. Aveva bisogno di lavorare, così una giovane studentessa universitaria ha risposto ad un annuncio pubblicato sui social. Una coppia di genitori stava cercando una babysitter per il proprio figlio. La ragazza si è fatta avanti offrendo la propria disponibilità e lasciando il suo numero di telefono. Mai avrebbe pensato di essere finita dritta dritta in una trappola. Così i falsi genitori l'hanno subito contattata. Dopo aver scambiato con lei qualche informazione, hanno deciso di fissare un incontro. L'appuntamento era per la sera in via Porta Vescovo. Fin qui tutto sembrava normale. All'ora stabilita si è presentata una donna. Salite in macchina, le due si sono dirette in un altro luogo dove ad aspettarle ci sarebbe dovuto essere il marito. Ma la strada presa dalla macchina non era quella dell'abitazione dei due, ma la donna si è diretta verso l'aperta campagna. Qui la complice è scesa subito dalla vettura e si è allontanata. L'uomo invece è salito e con il taglierino ha minacciato la ragazza, poi ha abusato di lei sessualmente. Non solo, ma l'aggressore ha scattato una foto a torso nudo della vittima minacciandola di divulgare l'immagine se avesse deciso di denunciarlo. La studentessa, ancora sotto shock però, non si è persa d'animo ed ha avvertito la polizia. Gli uomini della squadra mobile, grazie agli elementi forniti dalla vittima, sono risaliti alla coppia. La magistratura ha così emesso un ordine di custodia cautelare per violenza sessuale aggravata dall'uso del taglierino e sequestro di persona. Per i due sono scattate le manette. La cronaca con 2 incidenti mortali, 2 vittime di un incidente mortale accaduto nel Padovano a Piazzola sul Brenta. 2 fratelli sono morti in un incidente avvenuto nella frazione di Tremignon. 2 persone hanno perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto 2 automobili e un tir a Tremignon, una frazione di Piazzola sul Brenta. Carlo e Severino Marinello, 2 fratelli del posto, viaggiavano a bordo di questa Iaris lungo via Guglielmo Marconi, un lunghissimo rettilineo che collega Limena a Piazzola sul Brenta. Una linea retta di circa 8 km con diverse immissioni da entrambi i lati. All'incirca a metà strada c'è via Casaldei. È stato all'altezza di questo incrocio che è avvenuto lo scontro tra i 3 mezzi. La scena che si è presentata ai sanitari del 118, agli agenti della polizia locale e ai vigili del fuoco è apparsa subito gravissima. Per i 2 fratelli ogni soccorso è risultato vano. Stanno bene invece il conducente del camion e del terzo veicolo coinvolto nello scontro, una giovane padovana. Sulla pericolosità di quella strada concordano in molti, a partire dal sindaco di Piazzola Enrico Zin, subito accorso sul luogo dell'incidente, tanto che dal prossimo mese è prevista l'installazione di 2 impianti semaforici in cui il rosso scatta se le automobili superano la velocità consentita. E un altro terribile incidente stradale nel Vicentino a Torri di Quartesolo. Una donna viene investita e uccisa sulle strisce pedonali. È contestato agli investitori il reato di omicidio stradale.
Torre di Quartesolo, ennesima tragedia della strada. Una donna di 55 anni, Monica Norbiati, è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Po a Marola. Mancava poco a mezzogiorno e la 55enne all'altezza dell'istituto FTA stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per raggiungere la fermata dell'autobus per rientrare a Vicenza, dove risiedeva, quando un'auto condotto da un 58enne di Torre di Quartesolo, forse per distrazione, non si accorge di lei. L'impatto è violentissimo, la donna viene sbalzata sul cofano e dopo aver infranto il parabrezza dell'investitore vola per diversi metri, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Immediato l'intervento dei sanitari del SUEM 118 dell'ospedale di Vicenza, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La polizia locale, intervenuta per i rilievi, ha contestato all'investitore l'omicidio stradale, sequestrato il veicolo e ritirata la patente. Purtroppo c'è da registrare una vittima sul lavoro nel pomeriggio nel Padovano, a Selvazzano Dentro, un operaio che era nel piazzale di una ditta mentre scaricava del ferro da un camion è stato schiacciato da un altro autoarticolato. La vittima aveva 56 anni. 9 migranti di origini africane sono stati trovati alla stazione di Buttapietra, alle porte di Verona, su un treno merci, rinchiusi dentro un vagone che trasportava granaglie. Tutti i clandestini erano vittime di disidratazione dopo essere rimasti chiusi nel vagone per almeno 10 ore. 3 di loro sono stati trasportati al polo confortini dell'ospedale di Borgo Trento dai sanitari del SUEM, intervenuti anche con l'eliambulanza insieme ai vigili del fuoco e alla polizia ferroviaria. Ci spostiamo nel Bellunese, dove il vento torna a far paura. A Rocca Pietore ieri sera le forti raffiche hanno scoperchiato il tetto di un hotel. Il forte vento che era previsto ha purtroppo in quel di Rocca Pietore fatto danni anche questa volta. Ancora Rocca Pietore, ancora il vento che torna a far paura e a causare danni. Non c'è pace per il comune bellunese, diventato a fine ottobre il simbolo della devastazione del maltempo sulla montagna veneta. Ieri sera forti raffiche hanno soffiato sopra Malgacciapela, scoperchiando il tetto dell'hotel dell'ex sindaco e attuale consigliere comunale Maurizio De Cassan. Ha portato via un pezzo del tetto del nostro albergo. Ecco, adesso sono già arrivati la ditta e stiamo mettendo a posto per sistemare la cosa. E pensare che a fine ottobre, quando proprio il vento insieme alla pioggia devastarono Rocca Pietore, l'albergo di De Cassan fu risparmiato. Una volta ha preso solo noi, si vede che per la par condition avranno detto che non ha voluto niente, vediamo di dargli qualcosa. Nessuno degli ospiti a cena in quel momento si è accorto di quanto accaduto. Adesso è una corsa contro il tempo per risistemare la copertura, visto che la stagione invernale sta entrando nel vivo. Se accadeva a fine ottobre era meglio, perché avevo 2 mesi di tempo per mettere a posto, adesso bisogna correre. Sempre ieri sera vigili del fuoco al lavoro per la rimozione e il taglio di piante in Agordino e Valbelluna. Spiega l'ARPAV di Arabba che le forti raffiche di vento hanno interessato quasi esclusivamente l'area di Rocca Pietore, mentre i rilevatori hanno evidenziato fenomeni importanti nelle valli e sulla pedemontana, quasi più forti che in alta quota. Questo per una concomitanza di fattori come il transito di un fronte freddo associato ad un marcato föhn che in Valbelluna ha fatto registrare nella giornata di ieri massime intorno ai 15 gradi, ben al di sopra dei valori stagionali. Un sostanziale peggioramento delle condizioni climatiche, cioè arrivano degli eventi che sono sempre molto cattivi e che negli anni che ricordo io da 30 anni a questa parte non si verificavano. E a Rocca Pietore ancora una volta bisogna ripartire. Adesso abbiamo bisogno veramente di rimetterci in piedi e non di affrontare continuamente delle nuove emergenze. Terremoto a Ravenna la notte scorsa, avvertito bene però anche a nord-est. Sentiamo allora qual è la situazione, il grado di pericolo in Veneto con un esperto. Forte scossa di terremoto attorno a mezzanotte con epicentro a Ravenna, ma avvertito distintamente in tutto il Veneto. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, spavento ma nessun danno. È stato un terremoto profondo con epicentro a circa 20 km. A Padova i rischi rimangono bassi, molto maggiore statisticamente il pericolo di dissestri idrogeologici e alluvioni. Padova ha la fortuna di stare lontano da delle sorgenti sismiche attive, cioè delle faglie che producono terremoti, come quella che ha prodotto il terremoto di stanotte o come le faglie più vicine a Padova sono attive, sono chiaramente quelle del Modenese e del Ferrarese settentrionale, quindi quelle che del 2012 hanno prodotto magnitudo 6.
Per capire cosa può accadere nelle prossime ore ci si deve basare sulle statistiche generali. Non è un fenomeno come quello del meteo che può azzardare previsioni sicure fino al 95%. Purtroppo non è possibile prevedere l'evoluzione delle sequenze sismiche. Cioè noi possiamo aspettarci statisticamente qualcosa, ma se le probabilità sono bassissime, stiamo parlando del meno dell'1%, di avere un altro terremoto di queste dimensioni nelle prossime 72 ore o più grande. Quindi e questo si basa sulla statistica di tutti i terremoti del mondo. Nel Veneto la situazione è comunque legata ad alcune zone più a rischio, specie la pedemontana. Il Veneto è chiaramente a una zona che è altamente pericolosa e a rischio, che è la pedemontana, dove intendo sicuramente dal Coneglianese, cioè dal Cansiglio, per procedere tutta la fascia fino al lago di Garda. Lì abbiamo un terremoto grande, ma molto molto più grande di questo, ogni 2-3 secoli. Vasto incendio ieri sera tra i boschi del Vittoriese. Si è rischiato grosso ieri sera sulle prealpi a nord di Vittorio Veneto, dove un incendio, favorito dalla prolungata siccità delle ultime settimane e alimentato dal forte vento, è riuscito a propagarsi su una zona boschiva ampia circa 1 ettaro tra Col Visentin, Fais, Piana dei Grassi, Malgacor. Erano circa le 21:30 quando il fuoco è divampato facendo scattare l'allarme. Sul posto sono state fatte intervenire squadre dei vigili del fuoco da Vittorio Veneto, Montebelluna e Asolo insieme ai volontari forestali. Presente per seguire da vicino l'evolversi della situazione anche il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon. Fondamentale l'azione tempestiva degli uomini del 115, altrimenti il rogo avrebbe potuto assumere ben altre dimensioni. Il caso ha voluto inoltre che le fiamme siano state spinte dal vento verso una zona libera da alberi e questo le ha ulteriormente rallentate. Voltiamo pagina, siamo alla politica con i nuovi ritardi sul percorso sempre più accidentato dell'autonomia veneta. Lega e 5 Stelle si accusano a vicenda, mentre il Partito Democratico invita tutti a fare un passo indietro e a tornare alla preintesa solo su 5 materie, quella preintesa che era stata firmata dal governo Gentiloni. Ci siamo impegnati entro il 15 gennaio a chiudere il lavoro tecnico per quanto di competenza statale, quindi fra il Ministero delle Autonomie e tutti gli altri ministeri. Così lo scorso 21 dicembre il vice premier Matteo Salvini stabiliva il termine ultimo per chiudere il confronto tecnico sull'autonomia del Veneto tra il ministro Erika Stefani e i titolari degli altri dicasteri. Il 15 gennaio è arrivato in fretta e ancora si è ben lontani dall'aver chiaro quali e quante competenze saranno trasferite dallo Stato alla Regione. La delegazione veneta insiste su tutte le 23 materie e il capogruppo leghista a Palazzo Ferrofini, Nicola Finco, punta il dito sui 5 Stelle come responsabili delle attuali incertezze. I 5 Stelle stanno facendo delle resistenze, però mi auguro che l'operato del ministro Salvini permetta di dare una risposta concreta a questo territorio, perché noi con l'autonomia non abbiamo alcuna intenzione di scherzare. Accusa invece la Lega il capogruppo pentastellato Jacopo Berti. Anche nella sua recente visita in Veneto Luigi Di Maio è stato chiaro, ricorda, la si smetta di dire che siamo noi a remare contro. Noi per primi come consiglieri regionali non abbiamo mai ricevuto dal governatore Zaia un minimo di aggiornamento, una situazione per capire a che punto sono le trattative. Noi per primi come Movimento 5 Stelle ci siamo impegnati nella campagna elettorale proprio per l'autonomia. Il Veneto ha chiesto troppo, sostiene dal canto suo il capogruppo PD Stefano Fracasso. Si doveva partire dalla preintesa sulle 5 materie firmate dal governo Gentiloni. Invece Zaia ha promesso l'impossibile e ora rischia di non ottenere nulla. Si sono impantanati, tra l'altro con questo boomerang del residuo fiscale che non c'è, e che però a forza di dirlo anche nelle regioni del sud ci hanno creduto e adesso hanno messo il freno a mano. Il Veneto non accetterà compromessi al ribasso, ribadisce il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Siamo a Roma per un'autonomia vera e non per firmare provvedimenti di facciata. Quanto ai 5 Stelle, risponde, gli impegni presi dovrebbero ricordarli ai loro ministri e parlamentari, non certo al governatore Zaia. Io mi auguro e spero che anche chi in questo momento a livello di burocrazie ministeriali, a livello anche politico di qualche ministro sta frenando questa richiesta del Veneto, di ricordare cosa è stato detto appunto in quella campagna elettorale. Seconda parte della nostra inchiesta sulla pedemontana, cronometro alla mano, abbiamo verificato i tempi di percorrenza dei tratti che dovranno essere sostituiti.
10 km di pedemontana veneta già completati tardano ad aprire. Noi ci siamo chiesti se sono veramente utili al territorio e quanti minuti permettono di risparmiare. Non appena aprirà il tratto di pedemontana veneta sarà possibile entrare da questo casello e uscire a Breganze. Nell'attesa però non c'è altra soluzione che percorrere la viabilità ordinaria. Vediamo qual è la strada che ci consiglia il navigatore satellitare. Più di una sono le alternative, una da 9 km, una da 10 e il tempo per arrivare a Breganze è stimato tra i 12 e i 15 minuti. Allora allacciamo la cintura e partiamo con l'esperimento. In questo tratto la viabilità ordinaria corre parallela al tratto di prossima apertura della pedemontana veneta. Stiamo andando a 60 all'ora, potremo andare a 110 km/h. Qui siamo nella nuova Gasparona, ma subito una rotonda e un incrocio. Qui il limite è di 90 km all'ora, ma basta trovare una macchina davanti al proprio tragitto per rallentare sensibilmente anche a 50, 60, 70 km/h. «15 minuti e 5 secondi e siamo arrivati a destinazione». Una volta terminato il tratto di pedemontana veneta sarà possibile uscire qui a Breganze direttamente entrando a Thiene dall'autostrada, pochi chilometri ma decisamente molto più veloci da fare in autostrada che lungo la viabilità ordinaria. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta con la vicenda di 4 bambini esclusi da una scuola dell'infanzia trevigiana perché non in regola con le vaccinazioni, perché non vaccinati. Una vicenda che fa discutere. Intanto la FISM, la Federazione delle Scuole Materne, lancia un altro allarme. Dal 10 marzo dicono quando scadranno le autocertificazioni non sappiamo come dovremo comportarci nei confronti delle famiglie non in regola. E quanto previsto dalla legge non si è fatto altro che applicarla. Così Francis Contessotto, presidente FISM Treviso, in merito alla vicenda di 4 bambini non vaccinati esclusi da una scuola dell'infanzia di Cison di Valmarino. L'ULSS nei mesi scorsi ha fatto tutti i tentativi per contattare le famiglie non ancora in regola, continua Contessotto. Siamo arrivati al momento in cui non ci possono più essere ulteriori appelli. Era una cosa che sapevamo. I genitori sono stati avvisati più volte, come ripetutamente sono stati chiesti i certificati o le autocertificazioni. So che quanto accaduto crea scalpore, ma non è un fulmine a ciel sereno, conclude Contessotto. Anche il Corvelva, che si batte per la libertà di scelta delle famiglie in tema di vaccinazioni, spiega che c'era da aspettarselo e che ci saranno altri casi come quello di Cison. Noi avevamo invitato tutti di non iscriversi alle scuole, avevamo tutti invitato di fare qualcos'altro perché la legge è ben chiara. Quei pochi casi che praticamente sono ancora dentro sulle scuole, vabbè, insomma, sapevano che poteva succedere questa cosa. Intanto tra meno di 2 mesi c'è un'altra scadenza, quella del 10 marzo, quando le autocertificazioni presentate a settembre dai genitori alle scuole, secondo quanto previsto dal milleproroghe, non saranno più valide. Entro questa data gli istituti si troveranno a dover gestire 3 casi distinti. Quelli che hanno fatto la dichiarazione o l'autocertificazione di essere in ordine con le vaccinazioni, i genitori che hanno autocertificato di aver chiesto l'effettuazione delle vaccinazioni e i genitori che hanno presentato copia formale della richiesta di vaccinazione, autocertificando di nuovo anche questa. Al momento non abbiamo indicazioni, spiega Cecchin. Per questo la FISM si sta muovendo in questi giorni sia a livello nazionale, sollecitando il MIUR e il Ministero della Salute, sia a livello regionale. Bisognerà per quella data avere indicazioni da parte del MIUR, quindi il Ministero dell'Istruzione, da parte del Ministero della Salute su che cosa fare, cioè prima di quella data noi crediamo come gestori si debba chiedere in sostanza ai genitori il deposito di idonea documentazione attestante
le vaccinazioni fatte. Sono stati individuati e denunciati i giovani che avevano seviziato un pollo nei giorni scorsi in centro a Padova. Dopo la vicenda del maltrattamento nei confronti di una gallina avvenuta sabato sera in centro a Padova per mano di alcuni giovani che hanno poi postato il video su Instagram, immediata arriva la risposta della questura. L'animale era stato ripreso mentre veniva messo in una scatola e preso a calci. Grazie alle indagini avviate dall'ufficio delle volanti e poi approfondite dalla squadra mobile, ieri sera sono stati individuati e denunciati in concorso tra loro per maltrattamento di animali 4 giovani studenti tra i 18 e i 20 anni, 3 dei quali residenti a Padova, mentre il quarto abita in provincia. L'episodio è avvenuto durante il festeggiamento di un compleanno. Il video aveva suscitato scandalo in rete, mentre il questore Paolo Fassari ritiene che, a prescindere dal caso specifico, sarebbe un grave rischio banalizzare le vicende di violenze nei confronti degli animali, specie se poste in essere da giovani. Sono modi di affermare la propria personalità, prosegue il questore, indicatori di disagio e antisocialità, fattori di rischio di potenziali condotte criminali e pertanto sintomatiche di pericolosità sociale. Cambiamo completamente argomento, adesso vi mostriamo il trailer ufficiale del nuovo film Spider-Man con un colpo di scena che ci riguarda da molto vicino, guardate. Incollati allo schermo, i protagonisti della nuova saga cinematografica Marvel seguono le notizie locali. Esterno giorno, Chuck si gira, un mostro d'acqua emerge dalla laguna di Venezia e a documentare l'evento straordinario è, indovinate un po', Rete Veneta. Sconvolti, i telespettatori della pellicola del celebre Uomo Ragno seguono alla TV la cronaca di un'edizione speciale dell'emittente del nostro gruppo, Media Nord-Est, scelta da Marvel come televisione ufficiale per l'ultimo film con un cast stellare. Da oggi il trailer di Spider-Man Far From Home, lontano da casa, porta guai in Europa che l'aracno-eroe dovrà risolvere. L'Uomo Ragno, girato a Venezia nei mesi scorsi, fa finalmente capolino sul panorama planetario, dove tra i protagonisti Tom Holland, Jake Gyllenhaal e Michael Keaton spunterà anche la nostra conduttrice Tatiana Lunardon per l'edizione straordinaria di un TG Venezia che sbarca a Hollywood. Dal territorio al web, dunque, dai social, ora al grande schermo, in tutto il mondo. Neanche a dirlo, ecco i superpoteri di Rete Veneta e Media Nord-Est. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, ospite in studio questa sera il sindaco di Treviso, Mario Conte. Con le notizie del Veneto ci fermiamo qui, alla previsione del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata a tutti. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Non cambia di molto la situazione rispetto ai giorni scorsi. Nel Veneto la costante presenza dell'anticiclone garantirà un tempo asciutto e stabile. Il cielo risulterà sereno o al massimo poco nuvoloso, specie al mattino. Temperature minime comprese tra i -4 e 0 gradi, massime comprese tra i 4 e 8 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Al mattino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. In giornata probabilità di aumento della nuvolosità, specie su pianura e costa, con possibili foschie in serata. Non sono previste precipitazioni. Temperature minime comprese tra i -2 e 0 gradi, massime tra i 6 e 9 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo sulla nostra regione, dove a prevalere sarà il sole in tutti i settori. Temperature minime comprese tra i -2 e 0 gradi, massime oscillanti tra gli 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Oscillanti tra i 7 e 8 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.